Bentrovati in diretta su Telefriuli, questo appuntamento con A Voi la Linea, città semideserte in questi giorni di zona rossa. C'è poco lavoro anche per chi ha deciso di tenere aperto per asporto tra baristi e ristoratori. Siamo andati in piazza del Patriarcato a Udine per vedere quali sono appunto gli umori degli esercenti in questo momento decisamente difficile. Siamo con Amorina del bar all'angolo a Udine, oggi a Sporto. Come sta andando? Male, molto male, perché comunque sono tutti a casa, questo è un bar di uffici e sono tutti in smart working, pertanto cerchiamo di dare un servizio a chi rimane. Non conviene comunque da parte di chi gestisce? Paga neanche le spese. Non si riesce neanche a pagarsi le spese della corrente. Lavoro io come titolare, ho lasciato tutte le ragazze a casa. Questo bar aveva 3 dipendenti, 4 con me. Sono rimasta da sola. Effettivamente qua ci sono la procura, diversi uffici e quindi insomma si lavora con gli statali. Con gli statali, prettamente con gli statali noi lavoriamo. Come vedete le prossime settimane? Ancora peggio di adesso, secondo me. Gli ospedali, da quello che sentiamo, sono pieni. Noi cerchiamo di andare avanti, di dare questo servizio, ma non vediamo questo futuro. Aspettiamo questi vaccini, ma c'è anche lì il problema. La gente fino a ieri mi diceva aspetto il vaccino, il successo è quello di AstraZeneca si chiama. La gente ha paura a vaccinarsi, perciò penso che la cosa non finisca tanto presto, dal mio punto di vista. Per l'asporto che cosa chiedono? Caffè, una brioche, c'è anche il pane? Caffè, noi abbiamo panificio pasticceria in via Caccia, di conseguenza pane, caffè, però il caffè il problema è che non sanno dove berlo. Dove lo portano in ufficio? Non si può bere per strada? C'è stata una multa, no? Parlavo prima, c'è stata una multa al bar milanese appunto perché la gente esce a bere il caffè magari al di là della strada. Non conviene, cioè non conviene. È difficile anche diciamo, allontanare le persone dal bar. Certo, sono un po' tutti arrabbiati in questo periodo. Già quando gli dici non puoi bere dentro ti fanno sentire un attimino in colpa a te. E vediamo con Jimmy della pizzeria Primavera. Come sta andando l'attività in questo momento di lockdown? Ma diciamo neanche metà, meno di metà, perché si vede che non c'è niente, ormai sopravviviamo e basta, sì. Tanti si chiedono se effettivamente quello che preparate poi viene anche buttato via. Ah sì, ma diciamo che prepariamo, adesso si sa già, prepariamo meno possibile, casomai lo facciamo express, se finisce arrivano e si fa express, per non buttare diciamo. Però c'è sempre che qualcosa si butta, sì, di ogni cosa, per esempio. Che perdita stimate da quando è cominciata la zona rossa e anche diciamo nel tempo in cui si prevede possa finire? Ma questa pizzeria qua è fatta sugli studenti, perché noi non portiamo pizza a casa. Così per noi se non ci sono scuole, se non ci sono quelle, ma è finito, non è. Perché altri lavorano, portano pizza a casa, per loro è normale. Invece noi qua, se non inizia scuola e tutto, facciamo quello che possiamo adesso. Tenete aperto più per servizio? Ma sì, anche per i servizi sono gli uffici, roba varie che vengono, giusto? Anche di passaggio, qua un posto di passaggio, chi passa. Sì. Però rispetto alla zona arancione, che perdita in percentuale pensa? Sì, diciamo, non dico metà, ma più o meno così. Per esempio, se facevi un tot zona arancione, adesso rosa fai quasi metà di quelle che facevi prima. Però sempre siamo lì che non basta mai, sì, per dire. Pensate di continuare comunque a tenere aperto fino a dopo Pasqua, si presume? Sì, noi continuiamo a tenere aperto perché noi siamo qua a famiglia, così non ho altre entrate. Per esempio, se aveva magari la moglie che lavorava da altre parti, poteva anche tenere chiuso, però viviamo con questo. Abbiamo 2 figli, è tutto qua. Se si chiude qua, dopo cosa fai? Non abbiamo altro lavoro per dire che abbiamo altre entrate, chiudiamo qua, tutto qua.
Dopo ci sono le multe da pagare qua e là. Avete preso delle multe in questo periodo, anche lo scorso anno? No, diciamo le multe non le abbiamo prese perché abbiamo rispettato le regole, almeno quelle che servono. Per esempio è scritto si entra una alla volta. Qua uno prende e si va via, non è... Sì, quando c'era scritto che dovevano stare seduti, si stavano seduti. Boh, rispettiamo le regole, se non rispetti la prendi lo stesso la multa. Sì. Noi restiamo a Udine per parlare del progetto Abitare Udine, quartiere San Domenico 2030, comunità al plurale, un progetto che interesserà un'area di 74.000 metri quadri e 16 edifici, tra i quali 15 comunali e 1 ATER, per un totale di 164 alloggi, progetto con il quale il Ministero si appunta ad ottenere dal Ministero un contributo di 15 milioni di euro. È un bel progetto, rinnoviamo una parte della città di Udine. Io spero che Roma ce lo finanzi, sono 15 milioni in ballo, poi ne mettiamo noi altri 5 e quindi è una cosa da 20 milioni di euro. Durerà un certo periodo di tempo perché si tratta di demolire edifici e costruirne dei nuovi. Il progetto prevede la creazione di 178 appartamenti rispetto agli attuali 164, con una diminuzione della superficie edificata e un aumento del verde. Oltre 1.000 metri quadrati saranno destinati alla creazione di orti urbani, saranno inoltre riservati spazi sia per il commercio al dettaglio sia per i servizi pubblici. La classe energetica degli immobili passerà da classe G a classe A. Noi sapremo a cavallo dell'estate se il Ministero ci darà i finanziamenti, quindi se così sarà come ci auspichiamo si potrà partire con le gare di affidamento di progettazione e poi di appalto in un arco di 9 anni, dal 2022 al 2030, in 4 fasi diverse di lavoro. Riqualificheremo tutto il quartiere, è un pezzo totalmente nuovo di Udine, sarà la parte più innovativa della città in termini edilizi. Quante sono le famiglie, le persone coinvolte per appunto questo trasferimento? Complessivamente parliamo di 164 alloggi, di cui uno di proprietà di un privato, 12 di proprietà dell'ATER, 151 di proprietà del comune ma gestiti da ATER, quindi parliamo complessivamente di 163 famiglie per noi. Stiamo accantonando una quarantina di alloggi per poter gestire i trasferimenti il più possibile nelle vicinanze del quartiere di San Domenico, in modo che riusciamo a mantenere le persone nel vicino dei loro interessi, delle loro necessità e delle loro abitudini. Udine ha un progetto ambizioso per il quartiere di San Domenico, naturalmente a patto che il MIT finanzi il progetto, perché noi stiamo in questo momento partecipando a un bando ministeriale con questa idea progettuale, un'idea che riguarda il quartiere di San Domenico perché edifici vetusti costruiti in parte negli anni 50, in parte negli anni 80-90, edilizia residenziale e sociale, quindi un tipico esempio di come si può andare a riqualificare un territorio e una porzione di territorio che ne ha la necessità. Ci siamo affidati allo studio Lavarra Barrecca, l'architetto Giovanni Barrecca, per ripensare anche proprio un'idea di comunità e quindi non solo alla tipologia abitativa nuova, anche in base alle esigenze delle famiglie che ci risiedono, ma anche innescate in un contesto nuovo, con un verde messo a sistema, con una linea commerciale, negozi, naturalmente attività che possano fare da supporto per gli abitanti, oltre ai servizi sociali già presenti, penso alla comunità Pier Giorgio Onlus, alla parrocchia di San Domenico, alla scuola materna, che fanno quindi da collante a questo che noi crediamo sia un nuovo polo di rigenerazione urbana. Pagina Covid poi con la questione vaccini, ma anche con un nuovo punto tamponi, ne parleremo dopo la pubblicità nella seconda parte di A voi la linea, tra poco. La Regione sarà pronta a ripartire con il vaccino AstraZeneca non appena ci sarà il via libera di EMA e da parte anche di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e tra pochi giorni dunque partiranno anche le vaccinazioni degli over 70. A dirlo è il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. Sentiamolo. Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega alla salute della Regione Friuli Venezia Giulia. In questi giorni sono stati accumulati diversi ritardi per quanto riguarda le vaccinazioni. Quali saranno le strategie per recuperare il tempo perduto?
Per quanto riguarda la nostra regione io non vedo grandi ritardi. I ritardi sono determinati dal blocco della sospensione dei 3.000 appuntamenti di AstraZeneca, per cui intanto aspettiamo il giudizio che arriverà in giornata. Se il giudizio sbloccherà l'utilizzo di AstraZeneca, riprogrammeremo tutta l'attività delle 3.000 persone che sono state bloccate nel corso di questi giorni e credo nell'arco di una giornata saremo in grado di ripartire in maniera ordinata anche con questo vaccino, sapendo che tutta l'attività degli over 80 con Pfizer e Moderna sta procedendo con risultati importanti. La nostra è una di quelle regioni che è in testa al blocco della capacità vaccinale e questo dovrebbe consentirci in breve tempo anche di aprire le agende per tutta quella categoria della vulnerabilità che viene successivamente agli over 80. Quindi parliamo anche degli over 65, indicativamente quando potrebbe partire la vaccinazione per la seconda fascia? Noi se il giudizio di EMA sarà positivo e conseguentemente quello dell'AIFA, credo che nell'arco di qualche giorno apriremo le agende per la categoria 79-75. Vedremo quale sarà l'adesione e poi proseguiremo con le fasce d'età così come stabilito dal piano nazionale, perché non è la regione che definisce le regole attorno alle quali vedo purtroppo grande confusione, in particolare da coloro che cercano un po' di notorietà. Un ruolo importante nella vaccinazione di massa ce l'avranno le farmacie? No, le farmacie sono una delle ipotesi in campo su quale bisognerà capire che tipo di intese definire perché non sono ancora perfezionate. Intanto lavoriamo alla campagna massiva che è quella che sta dando maggiori risultati. Poi proseguiremo con tutte le altre categorie che sappiamo essere pronte, la medicina generale, il pediatra di libera scelta, i dentisti, poi anche le farmacie, insomma tutti coloro che potranno mettersi a disposizione anche a seguito, credo, di questo risultato importante che ieri ha visto Confindustria e la Friuli Venezia Giulia firmare questo accordo anche per i vaccini nelle fabbriche. Il problema di fondo però è avere i vaccini, ecco, e quindi in questo momento la merce a disposizione è piuttosto limitata e quindi noi stiamo organizzando tutto, ma questo ha a che fare con la disponibilità dei vaccini della quale ancora abbiamo notizie limitate e soprattutto l'attesa rispetto a quello che sarà il giudizio dell'EMA e ovviamente la reazione delle persone che hanno ascoltato in questi giorni, come da un anno a questa parte, un po' di tutto e quindi vedremo se questa adesione importante per l'utilizzo di quel vaccino verrà mantenuta. Per quanto riguarda la sanità c'è ancora da vaccinare alcuni addetti, non medici né infermieri, ma amministrativi e altre funzioni, specie nel privato. Per queste persone? No, noi abbiamo un piano nazionale da applicare. Questo piano nazionale ci dice che con Pfizer e con Moderna dobbiamo vaccinare gli over 80 e poi l'area della vulnerabilità. La categoria dei servizi essenziali, quindi forze armate, forze dell'ordine, forze di polizia, sistema scolastico era quella priorità che veniva avanti perché c'era l'AstraZeneca non era utilizzabile in quel momento per gli over 80 e in più AstraZeneca ha anche delle patologie sconsigliate, quindi noi completeremo quella fase lì che nella revisione del piano è stata eliminata, quindi andremo avanti per le categorie d'età, questo viene definito dal piano e noi questo applicheremo. Ultima domanda, Fiera di Pordenone, pare che non sarà quello il luogo in cui verrà fatta la vaccinazione di massa, ma strutture sportive. Che problema c'è di fondo? No, non c'è nessun problema di fondo, l'azienda sanitaria sta esaminando le opportunità, mi pare che con il comune di Pordenone abbiano individuato questa struttura sportiva e quindi non vedo nessun problema, le strutture devono essere adeguate, devono garantire spazi e percorsi, se hanno individuato quella si procede con quella. C'è un nuovo punto tamponi che è attivo da sabato presso la farmacia comunale di Feletto. Allora andiamo da Paola Treppo che si trova proprio lì per raccontarci la situazione, per raccontarci appunto di questo servizio. Paola, buongiorno a te.
Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo con il sindaco di Tavagnacco, Moreno Liruti, e con l'amministratore della farmacia comunale, dove ci troviamo in questo punto, Luca Tosolini. Ecco, un servizio importante per una comunità popolosa come quella di Tavagnacco. Sì, un servizio importante per una comunità popolosa e anche colpita, io direi, abbastanza duramente da questa pandemia. Al di là dei numeri, io cerco di raccomandare sempre a tutti i nostri cittadini il rispetto delle regole. Queste giornate sono giornate molto belle, per cui invitano probabilmente anche a uscire da casa, ma raccomandiamo di uscire con la mascherina e di mantenere le distanze di sicurezza. Poi, ovviamente oggi io ringrazio l'amministratore della nostra farmacia comunale, le direttrici e tutto il personale per questo servizio che garantiscono alla nostra comunità, e accomuno nel ringraziamento anche il presidente di Federfarma, Luca De Grassi, e tutta Federfarma, perché sono stati loro a promuovere questa possibilità e a consentire a tutte le farmacie di garantire questo servizio. Ecco, il gazebo che vediamo sulla nostra destra viene utilizzato per l'esecuzione dei tamponi, Luca. Sì, siamo partiti sabato scorso con frequenza bisettimanale, per il momento il sabato e il mercoledì, dove facciamo i vaccini a un prezzo calmierato che sono 25 euro. Riteniamo un servizio molto importante perché le farmacie sono molto capillari su tutto il territorio e che, non so, un auspicio che magari domani possano diventare anche dei centri per i vaccini, perché questa è l'unica arma per uscire da questa fase molto molto difficile. Ecco, qual è stata la richiesta in questi giorni di recente apertura del servizio dei tamponi da parte della comunità? Le agende si riempiono da appuntamento a appuntamento, quindi vuol dire che questo è un servizio che è molto richiesto. Infatti stiamo valutando anche di ampliarlo nella nostra seconda sede della farmacia di Tavagnacco ed eventualmente aumentare il numero dei giorni, perché riteniamo che sia un servizio fondamentale per i cittadini di Tavagnacco e non solo, perché la nostra farmacia è ovviamente aperta a tutto il territorio, e vuol dire grazie anche alla collaborazione di tutti, in particolare il personale della farmacia, ma l'amministrazione comunale che ha reso possibile tutto questo. Insomma, stiamo lavorando per garantire questo servizio. Ecco, vediamo anche che tra l'altro gli spazi in cui ci troviamo sono di recente ristrutturazione, sono ampli, si può quindi accedere anche agevolmente con la propria auto senza entrare in contatto, senza aggregarsi, diciamo. No, assolutamente, i protocolli predisposti da Federfarma sono molto rigorosi, ci teniamo che tutti rispettino queste poche regole, ma fondamentali per il nostro benessere. Prima pensiamo a noi stessi, se pensiamo a noi stessi vuol dire che pensiamo anche agli altri. Un po' l'età media delle persone che fanno i vaccini, che si sono rivolti a voi per il vaccino in questa settimana? Siamo stati molto sorpresi perché la richiesta viene da persone anche molto molto giovani, quindi deve essere un monito per tutti. Insomma, questa malattia è subdola, può colpire chiunque, stiamo attenti e vogliamoci bene. Ecco, ripetiamo allora quali sono gli orari e le giornate in cui si può prenotare il tampone qui alla farmacia. Si può prenotare in qualsiasi orario, dalle 8 di mattina alle 19, chiamando il numero della farmacia, e poi le giornate di vaccino per i tamponi sono il mercoledì e il sabato per adesso. Ecco, allora prima di chiudere chiediamo al sindaco qual è, se la conosce, la situazione a oggi del numero di contagi delle persone in quarantena nel comune di Tavagnacco. Io sapete che non sono un appassionato dei numeri, perché preferisco non dare tanta enfasi a questo. Posso dire soltanto che la situazione richiede la massima attenzione da parte di tutti. Siamo nel momento forse più alto, ecco, delle infezioni, per cui quello che diceva l'amministratore prima, vogliamoci un po' di bene, quindi rispettiamo le regole, sono molto semplici, non è che dobbiamo andare in guerra o fare chissà che sacrifici, dobbiamo stare distanti uno dall'altro, indossare la mascherina, si può andare all'aria aperta, basta non frequentare luoghi dove si possono creare assembramenti, ecco, questo è importante. Ecco, allora prima di chiudere ringraziamo anche la Polizia Locale di Tavagnacco e i Carabinieri di Feletto Umberto, che sono sempre presenti a disposizione non solamente per reprimere, ma soprattutto per dare consigli alla comunità, una cosa importante.
Unisco al ringraziamento anche la Protezione Civile, perché veramente in questo periodo hanno dato tantissimo. Tra l'altro la nostra squadra comunale sta realizzando un progetto sperimentale e contattando tutte le persone che sono a casa in isolamento o in quarantena per fornire quel minimo di informazioni o di aiuto che possono aver bisogno, e di questo ringrazio veramente di cuore tutti i volontari. Ecco, i volontari di Tavagnacco tra l'altro sono stati tra i primi a riattivare l'attività a servizio del cittadino quando si è ripresentata questa seconda ondata. E allora qui dalla farmacia comunale di Federico Umberto ti restituisco la linea. Grazie a Paola Treppo, noi siamo in chiusura, a voi la linea torna domani puntuale alle 12:45, il prossimo appuntamento con l'informazione vi ricordo con il TG Flash delle 16:30. Buon pomeriggio a tutti voi, arrivederci.